Oltre il 43% dei ricorsi pendenti al TAR del Veneto è in attesa di giudizio da oltre 5 anni. Il dato preoccupante è stato diffuso dal Presidente del Tribunale amministrativo all'inaugurazione dell'anno giudiziario. Il governatore Zaia punta il dito sui ricorsi strumentali che bloccano l'attività amministrativa. Chi intasa i tribunali senza un motivo sostiene dovrebbe pagare i danni che crea. Nuova tragedia della strada San Sino di Livenza, anziano perde la vita in quello che i residenti definiscono l'incrocio maledetto lungo la Triestina, è accaduto ieri mattina. Nel suo tour in Veneto Giorgia Meloni, oggi in visita all'ex base di Conetta, ha affrontato il tema dell'immigrazione. Per i clandestini, dice, in Italia non c'è posto, passeggiata antidegrado in via Piave. Schieramento di 300 uomini ed alcune intelligenti scelte di gestione hanno fatto sì che tutto filasse liscio quando Forza Nuova ed antifascisti hanno manifestato contemporaneamente nel centro storico veneziano. Lacrime e singhiozzi, singolare protesta dei residenti del villaggio Laguna che chiedono al sindaco di potenziare il servizio di trasporto pubblico. Il ponte dell'Accademia chiude per restauro, l'intervento si sposta nella parte centrale del manufatto con conseguenti modifiche provvisorie per il traffico pedonale. Ben ritrovati con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali, l'avete sentito dai titoli, il punto sullo stato di salute della giustizia amministrativa del Veneto in apertura di questa edizione del nostro telegiornale. Il quadro è emerso all'inaugurazione dell'anno giudiziario del TAR. Sentiamo. Oltre il 43% dei ricorsi pendenti al TAR del Veneto sono in attesa di giudizio da oltre 5 anni. Il dato preoccupante è stato diffuso dal Presidente del Tribunale amministrativo Maurizio Nicolosi durante la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario. A determinare un simile volume di arretrati la cronica carenza di organico negli uffici e le nuove norme che creano una corsia preferenziale per alcuni tipi di ricorsi. Su cause che hanno un interesse dal punto di vista economico rilevante, come quali sono gli appalti anche di strutture di grande rilevanza, si arriva ormai in tempi che per i 2 gradi di giudizio sono un anno e mezzo, quindi sono tempi ragionevolissimi per quanto concerne diciamo, l'impatto che possono essi avere nella società. Ecco. Il rovescio della medaglia è però che tutti gli altri ricorsi rimangono chiusi nel cassetto, in attesa che i giudici trovino il tempo di affrontarli. Una situazione che dovrebbe migliorare con l'arrivo di nuovo personale. Speriamo che possa essere colmato nel giro di 3 anni, possa definirsi l'organico di diritto, chiamiamolo così, che sono 16 magistrati più il Presidente. Attualmente siamo, compresi il Presidente, con questi 2 nuovi magistrati che arriveremo a 12 magistrati, quindi siamo con 5 magistrati in meno. Ma i tempi della giustizia non sono l'unica apprensione emersa negli ultimi tempi. Da più parti, osserva Nicolosi, i giudici sono accusati di protagonismo per ingerenze in alcuni settori. Quella che viene rappresentata sostiene una realtà distorta che preoccupa, perché la forza di uno Stato si misura anche con il rispetto dei cittadini nei confronti del ruolo delle istituzioni. Nota positiva invece il costante calo dei ricorsi, diminuiti del 5% nell'ultimo anno. Presente all'inaugurazione anche il governatore Zaia che punta il dito sui ricorsi strumentali che bloccano l'attività amministrativa. Chi intasa i tribunali senza motivo, sostiene, dovrebbe pagare i danni che crea. Siamo in un paese nel quale se ti bocciano il figlio a scuola ricorri al TAR, questo non ce lo dobbiamo mai dimenticare. Fatto salvo il diritto sacrosanto di ricorrere ai tribunali ogni qualvolta un cittadino si sente parte lesa, riflette il presidente veneto Luca Zaia, esiste anche chi usa la legge per scopi diversi da quello di ottenere giustizia. Per questo il legislatore dovrebbe dare ai giudici gli strumenti per decidere quali sono i veri ricorsi e quali invece sono quelli strumentali. C'è anche chi utilizza i tribunali per bloccare opere, per bloccare attività, per fermare atti amministrativi. Quando è comprovato che questo è solo ostruzionismo, penso sia logico che qualcuno paghi i danni. Su 219 ricorsi riguardanti la Regione trattati quest'anno, informa il governatore, ne abbiamo persi solo 19. Ai cittadini tocca però pagare il conto delle spese del personale e quello ancor più salato delle attività e opere pubbliche che non si fanno, dunque un costo sociale. Se tu vedi che stai, comprando delle attrezzature mediche e qualcuno magari fa ricorso semplicemente per inserirsi e creare problemi, penso che quando è dimostrato questo è bene che qualcuno intervenga, chieda i danni, chieda conto del fatto che non è normale
bloccare, non è assolutamente normale. Tra gli interventi legislativi che dovranno essere attuati dal nuovo Parlamento, sostiene Zaia, c'è anche quello fondamentale di una modifica alle norme sulla legittima difesa. Al netto puntualizza di un dibattito mediatico che in questi giorni sta avendo una particolare risonanza. Il tema della legittima difesa è chiaro, io sostengo il fatto che il cittadino sia messo nelle condizioni di potersi difendere e non finire sul banco degli imputati se si difende. Chiuso questo capitolo, poi la storia è sempre la stessa dal punto di vista comunicativo, ci sono dei periodi nei quali i cani azzannano le persone, altri periodi durante l'anno ci si chiede come mai nessun cane morde. Questo è il periodo nel quale si parla spesso di armi, di pistole, per cui tutto fa notizia. Ed ora la cronaca: tenta di entrare in un'abitazione ma viene affrontato e messo in fuga dal proprietario di casa. Paura la scorsa notte a Mestre, dove una coppia di cinquantenni, appena rientrata a casa dopo una serata con gli amici, ha sentito suonare alla porta di casa. La donna, convinta si trattasse del figlio, ha aperto, trovandosi di fronte a un uomo incappucciato. Dopo il comprensibile shock, la signora ha urlato chiamando il marito, mentre il ladro si è rifugiato in giardino cercando di scavalcare la recinzione. Qui il marito lo ha inseguito e bloccato, mentre nel frattempo veniva allertata la polizia. Per il malvivente, un trentenne moldavo, è scattata la denuncia. Ed ancora cronaca con lo schianto tra mezzi pesanti che si è verificato nel pomeriggio in A4 tra gli svincoli di San Sino di Livenza e Cessalto, incidente che ha mandato in tilt la circolazione poco dopo le 14:30 di oggi, con l'autostrada chiusa in direzione Venezia e oltre 10 chilometri di coda nel tamponamento. Uno dei camionisti è rimasto seriamente ferito. Sul posto i sanitari del SUEM 118, i vigili del fuoco provenienti da Portogruaro e San Donà. L'autostrada è rimasta chiusa fino alle 17, quando è stata riaperta al traffico. I disagi si sono comunque protratti per ore. Ed ancora cronaca con il nuovo drammatico incidente stradale che si è verificato ieri mattina nei pressi di Caorle. A perdere la vita un anziano barbiere in questione. L'incidente è avvenuto in quello che i residenti chiamano l'incrocio della morte. Sentiamo. Aveva 79 anni Italo Buscato, barbiere in pensione di San Giorgio di Livenza, comune listato a lutto per la tragica scomparsa dell'anziano, morto ieri mattina nel tragico incidente stradale al semaforo di via Zoccat sul ponte del Livenza, lungo la Triestina, nella vicina Caorle. L'incidente mentre l'anziano era alla guida della sua Apecar, scontratasi alle 9:30 con un Audi condotto da un 56enne di Portogruaro. Un botto terribile, e per il pensionato non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo. Illeso il conducente dell'auto, l'incidente provocato da una mancata precedenza. In autunno, allo stesso incrocio semaforico, morì una giovane mamma di Pramaggiore che difese il suo bimbo salvandolo dall'urto. In questi mesi è stato fatto decisamente poco per mettere in sicurezza l'incrocio, dicono i residenti. Sempre sulla Triestina, a Lison, in un frontale, avevano perso la vita i coniugi di Concordia, Sante Dazzan e Luisa Vianello. Ancora cronaca: bloccato dai carabinieri nei pressi del centro commerciale Ocean a Mestre, un cittadino di nazionalità romena è stato trovato ieri mattina dai militari con una pistola nell'auto. Un'arma risultava finta ma priva di tappo rosso. Il sospetto è che potesse essere stata usata per un'eventuale rapina. Nell'abitacolo sono stati individuati anche alcuni bossoli, tra cui alcuni di questi erano stati anche esplosi. Evidentemente provengono da un'altra arma da fuoco. Al termine degli accertamenti di rito per l'uomo è scattata una denuncia a piede libero. Ed ora la pagina politica. Nel suo tour in Veneto, Giorgia Meloni, oggi in visita nell'ex base di Conetta, ha affrontato il tema dell'immigrazione. Per i clandestini, dice, in Italia non c'è posto. Sentiamo. Immigrazione e profughi sono due storie diverse. Immigrazione, in Italia non si entra illegalmente. Se si devono alzare i muri si alzano i muri, se si deve fare il blocco navale si fa il blocco navale, se si devono scavare le trincee si scavano le trincee, ma in Italia non si entra illegalmente. Punto. I profughi, quelli che arrivano da noi non sono profughi, e dei profughi l'Italia per paradosso non si occupa. Allora la proposta nostra è missione europea, blocco navale al largo delle coste della Libia,
si tratta con i governi libici, si aprono in Africa gli hotspot per valutare chi ha diritto eventualmente ad essere rifugiato, si individuano i rifugiati e i rifugiati si distribuiscono equamente nei 27 paesi dell'Unione Europea. Questo per i profughi. Gli immigrati clandestini? No, non entrano. Tour Veneto per la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, che tra i vari temi ha affrontato quello della gestione dell'immigrazione clandestina, per cui dice: in Italia con noi non ci sarebbe spazio. Io sono per rimpatriarli tutti e non è vero, guardi, che non si possono rimpatriare, come dicono, perché le nazioni da dove arrivano non se li riprendono. Ma quando mai? Tutte le nazioni in via di sviluppo prendono soldi dall'Unione Europea. Perché prendano i soldi dall'Unione Europea, l'Italia ci mette una bella fetta di risorse. Facciamo che i soldi dall'Unione Europea non li prendi più se non te li riprendi indietro? E a me pare una cosa, diciamo, un tema abbastanza convincente verso queste nazioni, no? Quindi si possono rimpatriare come no, e ovviamente però su questo bisogna mettere le risorse. Negli ultimi anni la sinistra ha azzerato il fondo dei rimpatri per rimpinguare il fondo dell'accoglienza. I soldi faranno il viaggio diametralmente opposto, quindi toglieremo i soldi dall'accoglienza per metterli sul fondo rimpatri e i rimpatri si fanno. Nel pomeriggio Meloni si è recata a Cona, dove ha incontrato i comitati cittadini, circa 100 persone, e si è confrontata con il sindaco Panfilio, per poi effettuare una visita veloce all'ex base che ospita i migranti. Successivamente la leader di Fratelli d'Italia ha fatto anche una passeggiata antidegrado per toccare con mano una delle zone critiche di Mestre, via Piave e dintorni. Un passo indietro ora. Ieri a Venezia i due cortei, gli antifascisti e l'estrema destra, cortei a distanza, fortunatamente senza alcun incidente, e la città tira un sospiro di sollievo. Sentiamo. I timori della vigilia si sono dissolti di fronte a una gestione della sicurezza esemplare che ha impedito il ripetersi a Venezia delle scene di violenza viste nei giorni precedenti a Bologna e Piacenza. All'ultimo momento la destinazione dell'annunciato comizio di Forza Nuova è stata cambiata grazie a un accordo tra le forze dell'ordine e i vertici del movimento di estrema destra. Da Campo San Geremia alla riva Cadidio, nei pressi dell'Arsenale, il più lontano possibile dal contemporaneo corteo degli antifascisti. Le due manifestazioni si sono così potute svolgere senza reciproche interferenze e l'unica sfida è stata quella dei numeri, ampiamente vinta dai militanti di sinistra. Siamo tutti antifascisti! Centinaia di esponenti dei centri sociali, insieme ai rappresentanti dell'ANPI, del PD e di Liberi e Uguali, si sono radunati di fronte alla stazione ferroviaria, da dove è partito il festoso e colorato corteo verso Campo Santa Margherita. I fascisti ce l'hanno con gli stranieri, con i migranti, ma oggi una cosa è stata provata: gli unici allogeni, come dicono loro, gli unici corpi strani in questa città sono i fascisti. I circa 150 esponenti di Forza Nuova hanno invece raggiunto in Vaporetto il luogo del comizio, dove si sono schierati in formazione militare per assistere agli interventi del segretario nazionale Roberto Fiore e del coordinatore Nord Italia Luca Castellini. Del fascismo e dell'antifascismo a nessuno frega più niente, gli italiani fanno fatica, non scendono nei loro paesi, nei loro quartieri, non si muovono, subiscono l'invasione, la sostituzione etnica. Cambiamo pagina. Stato di agitazione all'aeroporto Marco Polo di Tessera. Il sindacato di polizia UGL denuncia carenze di organico. Ormai da molti anni che come UGL Polizia di Stato segnaliamo e denunciamo la situazione assurda che sono costretti a vivere e a lavorare i colleghi della frontiera dall'aeroporto Marco Polo di Venezia. La scarsità di agenti in servizio nello scalo aereo veneziano mette in allarme il sindacato di polizia UGL, che torna sulla questione incalzante. Se consideriamo il personale in servizio negli scali di Malpensa e Fiumicino rapportato al numero di passeggeri, praticamente Venezia lavora con il 50% di personale in meno. E tutto questo sembra non interessare né a Save né al Ministero dell'Interno. Per questo il sindacato annuncia una serie di azioni di protesta. Adesso nei prossimi giorni ovviamente decideremo se bloccare lo straordinario, straordinario che viene ovviamente impiegato in questo momento per sopperire appunto alla mancanza di personale nelle ore di punta. Non solo! Oltre al blocco degli straordinari stiamo anche pensando a una forma di protesta silenziosa che sarà quella di attivare i controlli ancora più scrupolosi in modo da formare lunghe code e facendo ritardare appunto anche i voli in partenza.
Speriamo che tutto questo serva al nostro Ministero e alla società SAVE a far capire che esiste anche il personale della Polizia di Stato, e per questo appunto abbiamo anche una proposta di legge già pronta che presenteremo al nuovo governo che si insedierà dopo le votazioni del 4 marzo. Ci fermiamo ora per la pubblicità, linea alla regia, ma restate con noi perché subito dopo vedremo insieme la singolare protesta dei residenti del villaggio Laguna a Mestre. Siamo nuovamente in studio con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. Vediamo ora insieme la singolare protesta dei residenti del villaggio Laguna a Mestre che chiedono al sindaco Brugnaro di potenziare il servizio di trasporto pubblico. Avrei bisogno appositamente di 3 pullman la mattina e 3 pullman la sera. Signor Brugnaro ci dia una mano, signor Brusaro ci dia una mano. È una vergogna, questi anziani sono abbandonati a se stesso, è veramente una vergogna. Forse se vede le lacrime il sindaco ascolterà le nostre richieste una volta per tutte. Lacrime simboliche che però denotano la disperazione di molti anziani di Villaggio Laguna che da tempo chiedono all'amministrazione di potenziare il servizio di trasporto pubblico da cui si sentono tagliati fuori. Per andare all'ospedale va via il pullman da Caverniago, per andare all'ospedale dove potrebbe fermarsi nel Villaggio Laguna e portarci direttamente all'ospedale facendo via Passo, via Orlando, via Caverniago e all'ospedale. Per cortesia aiutateci, visto che siamo delle periferie, aiutateci, non abbandonateci per piacere. Una manifestazione di protesta in via Orlando accanto alla chiesa con l'appoggio del Movimento 5 Stelle che ha anche presentato una petizione per il ripristino del capolinea alla stazione di Mestre e il collegamento con l'ospedale All'Angelo. Io dico che un'amministrazione seria deve innanzitutto dare servizi e i servizi di trasporto sono essenziali, perché i servizi di trasporto devono collegare le grandi direttrici. E il quartiere Laguna in particolare è un quartiere di anziani con tanta gente con handicap, con problemi fisici e quindi abbisognano proprio di un servizio di trasporto efficiente. Presente anche il PD. È inaccettabile che il sindaco e la giunta non abbiano ancora risposto all'istanza presentata da quasi 700 persone che con fatica si sono attenute pedissequamente alle rigide modalità previste dal regolamento del Comune di Venezia, il commento del consigliere Baglioni della Municipalità di Favaro. Basterebbe ridurre la frequenza del tram nelle ore serali a 12 o 15 minuti, dicono, per ricavare le risorse necessarie ai nuovi collegamenti o rivedere i nuovi collegamenti notturni che in alcuni casi girano vuoti. Ed ora lo dico ad Antenna, il nostro spazio dedicato a voi telespettatori che ci seguite da casa, perché torniamo questa sera a parlare del caso sollevato dal papà di Luca Boscolo, morto 26 anni fa in Laguna, perché ci sono delle novità. Sentiamo. Purtroppo abbiamo subito una richiesta di archiviazione e alla quale richiesta noi ci siamo opposti, una richiesta che chiaramente fonda i suoi presupposti sul fatto dell'avvenuta prescrizione, ma a nostro avviso questa prescrizione non si è mai verificata. Era il 1992 quando il barchino su cui si trovavano i figli gemelli di 14 anni di Giampaolo Boscolo è stato speronato al Lido di Venezia. Luca morì. Il caso sollevò clamore, iniziò un iter processuale infinito. Ora la procura l'ha archiviato, ma il legale della famiglia Boscolo, perizie alla mano, sostiene che ci siano delle incongruenze, perché finora, dice, è stata fatta una ricostruzione infedele dell'accaduto. Questa ricostruzione infedele, a nostro avviso, ha inficiato tutte le sentenze che hanno portato alla condanna definitiva e al rigetto della domanda dei signori Boscolo in sede civile, quindi davanti alla Corte di Cassazione. Noi abbiamo chiesto alla Procura di fare luce su questo, perché essendo una ricostruzione infedele, trattandosi, a nostro avviso, si tratta di reato continuato e dunque di un reato permanente, quindi che ha prodotto i suoi effetti fino all'ultima sentenza della Corte di Cassazione avvenuta nel 2016. Il signor Boscolo chiede solo giustizia e non si darà pace finché non l'avrà ottenuta. Chiedo aiuto alla Procura che mi aiuti. Io non chiedo altro. No, perché questo non è...
che controllano bene, che guardano e vedrà che le cose che abbiamo detto noi sono esatte. Quello che hanno detto loro l'hanno detto per salvarsi e non è giusto così. Questa non è giustizia. Perché chiuderlo in questo modo? Perché nel momento in cui abbiamo portato questi elementi nuovi, perché non vederci chiaro e fare finalmente luce? E se anche voi volete rivolgervi alla nostra emittente, potete contattarci ai contatti, appunto ai numeri che vedete in sovraimpressione. Lo dico ad Antenna, è la rubrica dedicata proprio a voi, la mail è redazione@antenna3.it, la segreteria telefonica è lo 0422 02 30898, mentre il numero per i messaggi, WhatsApp o SMS è il 351 1755 5340. Come sempre saremo al vostro fianco per cercare di aiutarvi a risolvere piccoli e grandi problemi. Stanno procedendo i lavori di restauro del ponte dell'Accademia di Venezia, secondo quanto previsto dal cronoprogramma del Comune. L'assessorato ai lavori pubblici rende noto che dopo aver ultimato la costruzione dell'arco sottoponte e i ponteggi è stato completato lo smontaggio del rivestimento ligneo ed è iniziata la pulizia delle strutture metalliche nella parte inferiore del ponte. Dalle 9 di domattina verrà quindi interdetta la viabilità sul tratto centrale del ponte e trasferito il transito sulle passerelle esterne. In questo modo si consentirà la prosecuzione dei lavori nella parte superiore del ponte con la rimozione della pavimentazione, dei gradini e dei parapetti. Ed era questa l'ultima notizia per oggi. Vi ricordo, subito dopo i TG torna 20:10, ospiti in studio questa sera Paolo Pizzolato di Grande Nord e Ilaria Boni Burini di Potere al Popolo. E poi in prima serata alle 21:15 torna come ogni lunedì Ring. Alle 21:15 intervista a Matteo Salvini, candidato premier per la Lega. Poi ospiti in studio Roger De Menec del PD, Francesco Miazzi di Liberi e Uguali, Roberto Ciambetti della Lega, Alvise Maniero del Movimento 5 Stelle. Alle 22:40 intervista a Simone Di Stefano, candidato premier di Casa Pound. Ed è proprio tutto per questa edizione. Come sempre vi ringrazio per essere stati con noi. Ci salutiamo con le previsioni del tempo e il nostro meteo. Buona serata. Bentrovati con le previsioni meteo di Antenna 3. Altra giornata con diffusa copertura nuvolosa sulle nostre regioni, peraltro ancora con scarse precipitazioni. Vediamo insieme il dettaglio di martedì 20 febbraio. Sul Veneto cielo coperto quasi ovunque, anche se qualche schiarita sarà possibile sui settori occidentali, in particolare sul Veronese. Vediamo le temperature, le massime saranno comprese tra 5 e 8 gradi, minime oscillanti invece tra 0 e 3 gradi. Spostiamoci ora a vedere il tempo del Friuli Venezia Giulia, anche qui cielo irregolarmente nuvoloso o a tratti coperto, maggiori schiarite su Goriziano e Triestino. Per quanto riguarda le temperature, le massime saranno comprese tra 6 e 8 gradi, minime invece oscillanti tra 1 e 2 gradi. Vediamo infine la situazione sul Trentino Alto Adige. Il cielo risulterà coperto su tutta la nostra regione, peraltro senza precipitazioni degne di nota. Vediamo le temperature, le massime saranno comprese tra 3 e 5 gradi. Valori minimi invece sotto zero, oscillanti tra -1 e -3 gradi. Mare generalmente mosso, i venti risulteranno moderati o localmente forti, sempre dai quadranti nord-orientali. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci.